A dispetto di quello che si può pensare su un circuito che prevede velocità medie superiori ai 200 km/h, sul tracciato giapponese si deve viaggiare con un carico aerodinamico medio-alto. Sono le alte velocità di percorrenza in curva, i curvoni ad ampio raggio che richiedono un elevato, un imponente schiacciamento verticale, quindi un livello di deportanza particolarmente importante. Si lavora soprattutto sugli alettoni anteriori, sono quasi configurati come quelli di Monte Carlo, quindi con dei profili ad ampia superficie, con un'elevata inclinazione per incrementare il valore di carico e quindi lo schiacciamento delle ruote direttrici durante la percorrenza delle curve. Questa è una soluzione che di fatto migliora molto l'assetto della vettura, facilita il lavoro del pilota durante la percorrenza delle curve, anche quelle più impegnative, quindi l'hairpin da prima marcia da poco più di 70 km/h, ma soprattutto permette di ridurre, di contenere quello che è il deterioramento delle coperture per effetto del sottosterzo, quindi dello slittamento delle coperture in funzione del carico di carburante.